God Save the Wine a Roma, riparte le nostre serate, riparte la voglia di stare insieme, di vivere, non poteva mancare lo champagne e ci fa molto piacere di avere qui Cartier, che è un marchio che si sta sempre facendo più vedere in Italia, e visto che stiamo ripartendo ci farebbe piacere sapere da Cartier come sta andando questa ripartenza e se ha visto qualche cambiamento nel pubblico in quello che cerca nello champagne. They wanted to know how it's going on, how it's going, the production from the ripartenza, the beginning, the starting again, all over again from this last year. How is it going on? Very recently, well, the year has been, as everyone, a bit tough with COVID-19, but nowadays very, very well. And very pleased to be in Roma to taste the champagne with you. Quindi lo champagne, la vostra caratteristica, ogni maison ha la sua caratteristica, qual è l'idea dietro Cartier? Quali i vostri champagne, che cosa si può aspettare uno dai vostri champagne? Il vostro stile Cartier è? What can we expect from the different styles of champagne that you have from your maison? What can we expect? So usually from our terroir, which is in Montagne de Reims, so the north side of Montagne de Reims, with many Meunier grapes. So we have two main particularities. First, if you have a nice fruit, different fruits, red fruits, white fruits especially, but also exotic fruits. And then you have also a generosity. So I mean, it's very round. You have a nice structures inside. So you have both sides, fruits and structure, generosity. È molto fruttato, ha una struttura molto generosa. Three types of wine, you said, grapes, you said. Yes, red fruits. Red fruits, frutti rossi, white fruits, frutti bianchi e frutti esotici. Immagino sei stato a Roma oppure ci starai domani. Con quale piatto della cucina romana abbineresti questo vino? La carbonara, il saltimbocca? If you've been in Rome these couple of days, with what kind of Roman cuisine would you serve your champagne? Carbonara or matriciana? Okay, all right. Last time I came in Roma, I was 13, so a long time ago. L'ultima volta che è stato a Roma era quando aveva 13 anni. Ok, allora diciamo noi che secondo me questo vino, per la sua struttura, per la ricchezza, per questa bella dose di Meunier, secondo me è perfetto per la carbonara, che è il piatto principe, quindi la griscia, l'uovo, il formaggio, questo è proprio il vino perfetto. He's saying that he thinks that this kind of wine would be perfect with carbonara or grigia. La carbonara is made with the egg. You know, you've had it, right? That's what he thinks. That's what he's saying. Okay. So we have to try together. Tomorrow at lunch. Domani a pranzo. Domani a pranzo, tomorrow at lunch. Why not? Fine. Cheers.